40 mm di pioggia in poco più di un'ora a Caorle. Il maltempo ha colpito nuovamente il Veneto orientale. Protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale sono in allerta. Il comune ha attivato il centro operativo per gli allagamenti nella zona del centro storico, dove la pioggia ha colpito, dando tregua solo a metà giornata. In alcune abitazioni situate nei punti più bassi i garage si sono leggermente allagati e così alcuni negozi del centro e zona Santa Margherita, oltre a varie strade come via Pretoriana. Allagamenti anche sulla spiaggia di Levante, dove l'acqua ha trasformato l'Arenile in un enorme lago. Abbiamo attivato il COC già alle 13, no? E ci sono stati alcune vie allagate, via Pretoriana, via di Bragozzi, via della Meridiana, via Boite, con scantinati e anche abitazioni in cui è entrata l'acqua. Abbiamo una ventina di richieste di assistenza ai vigili del fuoco, ha creato parecchio disagio ma anche una grande quantità d'acqua, perché le pompe sono state attivate subito, eravamo in allarme ma anche la spiaggia ha subito parecchi danni, per fortuna che la stagione è finita, ecco. A Jesolo si è abbattuta una tromba marina, conclusasi però in pochi minuti e senza nessun danno particolare. L'attenzione per l'evolversi della situazione è massima e lo sarà soprattutto nelle prossime ore con i bollettini regionali di allerta emessi da ARPAV e l'insediamento della Protezione Civile regionale a Marghera. Le previsioni ad oggi sono confermate, anche se leggermente sfalsate a livello di tempistiche, nel senso che ci saranno possibili più fasi di precipitazioni intense alternate a delle pause anche di precipitazione non particolarmente persistente. Le tipologie dei fenomeni sono quelle dei temporali ripetuti, anche persistenti e potenzialmente intensi, che interesseranno appunto queste zone, sia le parti di pianura estendendosi fino alla parte pedemontana.